Dopo al momento ti sembra di stare facendo una genialata, no? Dico, guarda che meraviglia, sto comprando quella macchina cinese che costa così poco. Costa così poco è fatta in Cina. Significa che tu stai creando disoccupazione qua e prima o poi tu non avrai neanche lo stipendio per poter comprare la macchina economica. Perché? Perché ma io faccio il commercialista. Bravo, ma fai il commercialista, ma i tuoi clienti probabilmente è della gente che magari fa prodotti, c'è una ditta che fa prodotti per l'industria dell'automobile. E allora se tu stai facendo prodotti dell'industria dell'automobile e però la fabbrica è fatta in Cina, non la venderai probabilmente, non gli farai tu la fornitura da Belluno, quindi in una maniera sono quelli dove cadi dentro. Quello era un problema iniziale. E il secondo problema importantissimo, che è quello dove in teoria ci siamo ancora, anche se sembra al momento che non sia urgente, è quello che gli altri hanno il controllo della tua moneta. Ma non è piccolo questo problema, perché significa che volendo la Banca Centrale Europea può chiudere la tua banca. Io divento matto quando gli italiani non capiscono che il problema può riguardare tutti noi. Perché quando c'è stato Renzi, vi ricordate, Renzi è caduto per la questione della Banca Etruria, no? Principalmente. Il primo siluro che ha preso, Renzi trionfante all'epoca, era il nuovo salvatore dell'Italia, perché l'Italia, cercando sempre qualcuno che cambi le cose, man mano ci prova con uno, no? Ci aveva provato con Renzi, poi ci aveva provato con i 5 Stelle, ci ha provato con la Lega, ci ha provato adesso con la Meloni, intanto cambia niente. E intanto ogni volta riprovi con quello dopo. Perché? Perché non stai analizzando le cause del perché non cambia niente. Renzi è cascato per la questione banche. Cioè lui aveva firmato una legge, quella che si chiamava il bail-in, e io gli dicevo in tutti i modi, dicendo ma firmare queste... ma ce lo chiede l'Europa, ma ce lo chiede l'Europa, ma è assurdo. Cioè la legge sul bail-in era quella che prevedeva che se una banca faceva il buco, perché i suoi dirigenti magari prestavano soldi a gente che poi scappava, no, in Guatemala, oppure semplicemente erano imprudenti, insomma poteva succedere un qualcosa che però non doveva essere problema vostro, cioè voi andate in banca e vi si chiede solo che i vostri soldi siano sicuri. Con quella legge lì dice, ma non c'è problema, per stabilizzare il sistema, se una banca ha dei problemi, paghi tu. Ma come? Certo,
si fanno dei diversi livelli, no? E allora, prima cominciamo a non pagare le obbligazioni, poi dopo non paghiamo le subordinate, poi dopo non paghiamo questo, poi dopo non paghiamo quest'altro, e poi alla fine, nel caso, non paghiamo i conti correnti. Ma voi siete matti? Ma vi pare che io sono tenuto a sapere se la banca è solida prima di metterci dentro i miei risparmi? Ma come se la volta che vado su un aereo devo essere tenuto a controllare che hanno fatto la revisione, no? Perché se no altrimenti è colpa tua. Ma guarda, purtroppo l'aereo sta avendo dei problemi, ne dobbiamo sganciare giù una decina. Ma così togliamo un po' di peso. Ma voi? Insomma, che cazzo di sistema è? No, era una roba veramente indecente, no? E quindi il fatto che ci fosse il controllo della moneta da parte di altri, perché diventava genere scarso, a me dava i pazzi. E il fatto che Renzi sia cascato per la legge sul bail-in fa capire quanto è importante il discorso del risparmio, fa capire quanto sono importanti le questioni relative al controllo della moneta. E i greci gli hanno chiuso le banche in faccia per un mese, fino a che, sperando che votassero quello che volevano che loro avrebbero preferito che dicessero. Peccato che poi oltretutto hanno votato, nonostante le banche chiuse per 6 mesi, abbiano votato no lo stesso, ma non c'è problema, hanno buttato via il foglietto dicendo no, non avete capito, qui tanto comandiamo noi. Nel mondo del globalismo, quello che io combatto, altri controllano la vostra vita. E questo succede, ed è successo ogni giorno di più. La moneta la controlla un altro. La salute si pretende che ve la controlli l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi diciamo noi se c'è la pandemia, se dovete mettere le mascherine, se non dovete metterle, se dovete fare, cosa dovete fare. E questi cercano sempre di avere sempre più potere. Ma la Banca Centrale Europea non l'avete eletta voi. Io non mi ricordo di aver votato la signora Lagarde, non so se per caso qualcuno di voi l'ha votata da qualche parte, io non mi ricordo. Fai delle leggi e la magistratura, a causa delle regole europee, dice che disapplica la legge. Ma voi avete votato giudici? No. Il giudice deve applicarla la legge. In che mondo arriva una situazione dove il giudice disapplica la legge? Perché? Disapplica la legge perché la legge, a giudizio del giudice, è contraria a quello che dice l'Unione Europea. Motivo per cui se tu vuoi mandare i migranti in Albania, no, è contrario a quello che secondo me dice l'Unione Europea. E quindi io giudice posso disapplicare la legge. Ma non è così. Certo che è così, perché prevale il diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale. Perché io, poveretto, in questo momento parlamentare protesto e dico no, ma una roba del genere sarà ben scritta da qualche parte? No, non è scritta da nessuna parte. Ma allora è una cazzata. No, perché ci sono le sentenze che dicono così. Ho capito, ma le sentenze è come dire all'oste che il vino è buono. Cioè, se tu gli chiedi alla Corte di Giustizia Europea dicendo ma chi comanda? Lui ti dirà la Corte di Giustizia Europea comanda, mio signore. Hai visto? La Corte di Giustizia Europea dice che comanda la Corte di Giustizia Europea. No. Eppure è così, cioè, sembrano follie, ma è tutto così. E il risultato che cos'è? Che voi vi rivolgete al vostro sindaco, al vostro presidente di regione, al vostro parlamentare, e tutti allargano le braccia dicendo ma io non posso fare altro. Ma perché non abbassiamo le tasse, le accise, così via? Non si può. L'Europa non ce lo fa fare. Perché non ce lo fa fare? Dice che non ci sono i soldi. Ma scusa, ma se mi hanno appena detto che se voglio comprare dei missili ci sono 800 miliardi? No, però loro hanno deciso che per i missili sì, e per l'ospedale, per le tasse, per le accise no. Ora, se non è questo il momento di ribaltare il tavolo, io non so quale sia. Perché è così palese che è truccato il gioco,
Le loro contraddizioni, no, in questo momento li stanno stritolando, perché qui c'è, non so perché, ma c'è il filo che è stato prigioniero della sedia. Ma perché sentivo come il cane, no, dietro che tirava, era la sedia, quindi insomma era un po' complicato. Le loro contraddizioni veramente stanno esplodendo. E quindi io, qua nel libro, troverete tutti questi momenti di risveglio, dove a un certo punto mi sono reso conto che quello che mi dicevano era una bugia, o non stava semplicemente in piedi, o era costruito in modo assolutamente senza senso. E man mano io mi sono fatto sempre più tirare dentro nel coinvolgimento personale, anche se avrei avuto tutto l'interesse a non farlo, no? Mia madre me lo diceva sempre: non far mai politica. Per carità, io no, figurati. E infatti eccomi qui, senatore, a giocarmi il mio sabato sera invece che in famiglia con voi, no, perché non mi interessa la politica. Però veramente io credo che una speranza ci sia. Noi abbiamo vissuto in questo momento 20 anni di espansione terribile delle forze globaliste. La forza globalista ti attacca su 3 fronti. La forza globalista non vuole che tu abbia una tua individualità, perché tu devi essere sostituibile. Il bello del globalismo dal punto di vista di chi lo vive e di chi l'ha progettato è che la gente è un numero, e quindi nel momento stesso in cui io faccio cadere tutte le frontiere, cadere tutti i limiti, cadere tutti i cosi, ecco che il lavoratore improvvisamente diventa sostituibile, perché io invece di produrre qua a Belluno faccio produrre in Romania, faccio produrre faccio produrre in Serbia, faccio produrre in India, faccio produrre in Cina, non rompono le balle, costano un quarto, tutto a posto. Ma anche qui va bene per uno, ma non è sto granché sveglia come idea, no? Perché a un certo punto tira la corda, la gente a un certo punto si incazza, solo che noi siamo ancora molto lontani dall'incazzarci. Ma scusate, ma ci chiudono in casa così dalla mattina alla sera, no? Senza nessuna cosa, e va tutto bene. Ma vi ricordate, cioè, i vecchi che andavano in giro col cane finto, no? Perché? Perché il coprifuoco, perché c'è il virus di notte che si aggira. Ma cioè, secondo me quello era la prova per vedere quante cazzate eravamo in grado di bere, no? E tante, cioè eravamo in grado di bere un sacco di cazzate. Ma prima o poi deve arrivare il momento in cui si ribalta il tavolo, in cui la balla che i soldi sono finiti cade. Perché i soldi, vi informo di una cosa: i soldi non sono finiti. Cioè, non esiste il concetto della scarsità della moneta nell'economia attuale. Cioè, no, sì, tranquillo, non ti entusiasmare. No, vedo lì c'è dell'entusiasmo laterale. La qualcosa non significa che non ci siano dei limiti funzionali. Cioè, vedo di mettervela meglio. Se io domani do 1 milione a tutti, questo 1 milione non vale più niente. Perché improvvisamente tu col 1 milione provi ad andare dall'altro e dire: ma vorrei fare una cosa, e faccio: no, ma guarda, io vorrei darti dei soldi. Cioè, c'è una storia di Zio Paperone che la racconta abbastanza bene, no? Da un certo punto c'è il tornado, porta i soldi di Zio Paperone, dà 1 milione a tutti, no? Perché arriva in giro e tutti partono per voler fare il giro del mondo. E allora lui dice: come facciamo a recuperarli? Non ti preoccupare, noi mettiamo giù un campo, no? E cominciamo a coltivare un pochettino di patate, barbabietole, così. Poi a un certo punto tutti arrivano e dicono: ma io ho fame. Dice: non c'è problema, un cavolo, 4 milioni, no? 5 milioni, 100 milioni. E così via, alla fine si recupera tutto, perché gli unici che lavoravano, no, e facevano qualcosa erano loro, e tutti gli altri pensavano di. No? Quindi sì, l'inflazione è un limite se tu stampi troppi soldi, ma l'inflazione va di parallelo con la disoccupazione. Se io
la politica è fare scelte. È una scelta importante scegliere se preferisco avere la piena occupazione o se preferisco avere un pochettino di inflazione? Secondo me è una scelta corretta che deve fare la politica. E in questo momento io penso che l'inflazione, specialmente se si mettono dei correttivi per le pensioni e per gli salari, no? Magari con una specie di vecchia scala mobile, è l'ultimo dei problemi. Viceversa dovresti far sparire la disoccupazione. Quindi la moneta c'è sempre. L'altro limite è quello che avevo detto io, vale a dire del saldo commerciale. È ovvio che se io sono qua e stampo dei soldi ma non faccio niente, continuo a ordinare via Amazon, no, delle casse di champagne da qualche parte in giro per il mondo, a un certo punto il resto del mondo della mia moneta non ne vuole più sentir parlare, no? Perché dice, vabbè, ho capito, in cambio che cosa ti do? Man mano perde valore. Quindi gli Stati Uniti in questo momento loro stanno facendo una cosa non rimandabile. Loro sono, con 3.000 miliardi di deficit commerciale, Trump dice no, io devo ritornare a produrre qua negli Stati Uniti per ridurre questo tipo di mestiere. E Vance, il suo vice, è uno che la sa bene questa cosa. Uno che è nato in una zona povera degli Stati Uniti, gli Appalachi dell'Ohio, è uno che aveva come base della sua famiglia la dignità data da un'acciaieria. Quindi stiamo parlando non di lavori semplici, stiamo parlando di gente che si guadagnava il lavoro in un'acciaieria. Però era sufficiente per avere dignità o speranza per il futuro. A un certo punto il globalismo dice, ma noi, che ce frega dell'acciaio? Cioè, costa di meno se lo andiamo a comprare dall'India, smettiamo di produrlo, no? Vedete il ragionamento del globalista? Qualsiasi cosa viene prodotta, io vado a comprarla dove costa di meno. Questo è il ragionamento di chi sta in un attico a New York, che quindi ha a disposizione enormi risorse economiche e finanziarie e quindi può ragionare in questo modo. Dall'altra parte però non ci siamo col lavoro. E il risultato che cos'è? Che gli chiudono la fabbrica ai genitori di Vance, la famiglia, perso questo strumento di dignità, rimangono i sussidi. I sussidi significa perdere speranza per il futuro e stare aggrappati a una specie di flebo costante, no? Quindi motivo per cui bisognava alla fine rifiutarlo, l'idea del reddito di cittadinanza, no? Dei 5 Stelle, che ti portava in questa direzione. Una famiglia che a quel punto piomba nell'alcolismo, piomba nella droga, famiglia povera, alcolisti, drogati e così via. Lui, figlio, trova il coraggio di prendere e trovare in sé le forze di uscire da questa situazione, andare a guadagnarsi un posto a Yale, l'università più prestigiosa degli Stati Uniti, dove se non sei super ricco significa che devi essere iper bravo, perché sennò altrimenti non c'è nessuna possibilità di poter entrare. Lui ci entra, viene laureato col massimo dei voti a Yale, venendo da una famiglia con padre alcolista, madre drogata, e riesce a diventare vicepresidente. Quindi lui la sa come funziona, la sa la questione della delocalizzazione, la sa la questione del globalismo, cos'è da combattere. E quindi io finisco poi il libro proprio anche col suo discorso che ha fatto a Monaco, perché secondo me questo è uno spartiacque. Stiamo parlando di uno che sa le cose, non arriva che arriva in Europa e racconta a tutti che ci sono un po' di problemi in questo continente. E ci sono dei problemi di democrazia, perché è assurdo pensare che tu vai in Romania a votare e se quello che sta venendo votato non è quello che gli piace, si annullano le elezioni e si rifà. No? C'è un problema di immigrazione, perché dice che è inconcepibile pensare alle frontiere aperte per tutto il mondo con il risultato che qua arrivano milioni di sbandati dall'Africa, da qualsiasi altra parte del mondo, con il risultato che ottieni la distruzione della tua società. Noi dobbiamo essere aperti all'immigrazione di qualità di tutto il mondo, questo per carità. Tutti i paesi lo fanno, anche in Svizzera, cioè se uno è bravo, si comporta bene, cose di questo tipo, non c'è problema. Ma non deve essere indiscriminato, cioè la mass migration, quello non può esserci. Perché la mass migration significa che tu oggettivamente stai perdendo la possibilità
Cioè, mentre che tu sposti il tuo lavoro all'esterno, fai arrivare gente senza arte né parte qua, e il risultato che cosa sarà? Criminalità, ovviamente, perché se non c'è lavoro, c'è disoccupazione, e dall'altra parte arrivano N persone non qualificate, e il tuo risultato sarà, a meno che questi non campino di fotosintesi clorofilliana, sarà che delinquono, perché sennò altrimenti come puoi, no? riuscire a venirne fuori. E vi dice: avete un problema culturale. Voi state perdendo la vostra identità. E vedete, ragazzi, qui c'è tutta la Lega. Questo discorso di Vance è una delle cose più leghiste che io abbia mai sentito. Stiamo parlando di un richiamo alla nostra identità, alla difesa delle nostre frontiere e alla creazione del lavoro vicino e alla democrazia, vale a dire a poter guardare in faccia chi prende le decisioni. Questo è il sovranismo, nient'altro. Ed è tutto, guarda caso, racchiuso nell'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica e quindi significa che votiamo e che il sistema dipende da noi per tramite del nostro voto. Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Attenzione, le parole sono importanti. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma è il lavoro in Italia. L'Italia è fondata sul lavoro, quindi significa che tu devi rifiutare ogni tipo di delocalizzazione, perché il lavoro deve essere qui. Non è fondato sul lavoro